Buongiorno, nuovo vloggino. Capelli tirati su con 3 mollette, perché col codino non stanno. Allora, una molletta qua su, una da parte e una dall'altra. Mimì, ciao. Sembri un Furbish messo così, con le orecchie tutte giù. I Furbish, che ricordi? Ne avevo 2. E mia mamma ha detto che ci sono ancora, da qualche parte. Uno si chiamava Cocoi. Me, Cocoi. Me, amare, te. Non me li ricordo troppo bene. Allora, che bello questo sfondo, mi piace. Sembra una casa diversa. Boh, non lo so. Mi piace come cosa. Allora, oggi ho qualche difficoltà col collo. Nel senso che è da qualche giorno che ho preso aria. Ecco, ho preso un colpo d'aria. E da qualche giorno che ho male. Ma oggi è peggio degli altri giorni. Mi sono alzata che neanche muovevo la testa. Adesso sì. Mi sono massaggiata un po' qua con il prodotto che ho preso. Non è medicinale. Quello là naturale, non mi ricordo che cosa. Cos'è? Non mi ricordo che cos'è. Comunque ho massaggiato bene qua e niente, ho sto problema del collo oggi, però devo mettere via legna. Quindi adesso faccio colazione, sto mangiando la banana. Mi sono già preparata tra l'altro con modalità legna e niente, faccio colazione e poi prendo l'occhi per forza. Cosa c'è? Peppe ha appena fatto la cacca, c'è una puzza qua dentro. L'ha fatta normale, quindi aglia al collo. I Purina Pro Plan qua a Fortiflora funziona, ormai qualche giorno che glielo do e devo dirvi che sta funzionando molto bene. E quindi era proprio influenza, anche perché Pepe da ieri è molto più vispo, si vede che è cambiato, quindi per fortuna era solo influenza. Secondo me, non lo so, ma secondo me era solo influenza. Dimmi, cosa? Ma banana non ti piace, amore? Vuoi sentire? Senti banana. A Panna piaceva, però a te non credo. No, infatti. Legna, Franz ha già fatto un bancale, super veloce, mentre io ero dentro. E questo. E sta sistemando il filo che si è rotto. Strano. Io ho iniziato questa fila. E questa è tutta la legna. Ce la faremo, eh. Secondo me se andiamo avanti così oggi finiamo. Sì, anche secondo lui. Comunque il collo è abbastanza passato, ancora un po' male qua a toccare. Ma Loki ha fatto il suo dovere. Santo Loki. Vi devo far vedere il lavoro di oggi. Ecco, finalmente manca ancora una fila e mezza, ma insomma, e devo finire di riempire anche là sopra, non è finito così. Quindi una fila e mezza più o meno ci manca. Però il grosso è fatto. Wow. Qua c'è ancora lo sporco, vabbè. Una serata abbastanza bella. Sembrava dovesse piovere, invece poi non ha fatto niente. Anche se ci sono nuvoloni un po' scuri, ma alla fine è stato bello, dai. Allora, che giorno è oggi? Oggi è il 18 di maggio. Adesso apro un po' le finestre, anche se c'è ancora polline che gira, però sì, faccio passare aria la mattina prima di andare a lavorare.
10 minuti, un quarto d'ora, però a me piace tenere aperto sempre le finestre, cioè io vivrei con le finestre aperte. Ho messo su la camicetta di Shein, solo che è un po' troppo scollata. E cosa avevo fatto io oggi al lavoro? Siccome era troppo scollata per stare al lavoro, cioè per la mia testa era troppo scollata, ma adesso non ce l'ho più qua, vabbè. Avevo messo per tenere, siccome non avevo spille da baglia, e adesso però a ripensarci forse ce ne avevo una, va bene. Avevo messo una graffetta, avevo fatto una cosa un po' fai da te, ma alla fine è andata bene, insomma, perché è tanto scollata. Adesso, siccome sto registrando il video, Pippo è andato al bagno, di solito è Pepe, invece no, stavolta è andato Pippo. Ogni volta che registro qualcosa, qualcuno va al bagno. Comunque sono felice, perché? Perché la legna non devo più metterla, cioè no, non è vero, ci manca una fila e mezza, ve l'avevo fatto vedere. Però sono contenta perché il grosso del lavoro è fatto. La domenica mattina. Che belli che siete. Tu prendi il sole. E Pippo guarda i chip. Tu prendi il sole. E Mimi guarda i chippi. Eh sì, è di nuovo domenica mattina. In questo video c'è già stata una domenica mattina. Devo ancora fare colazione. Devo ancora togliere l'apparecchio, ce l'ho ancora addosso. Cioè, infatti sono i denti lucidi per forza. Ho iniziato a mettere di nuovo il pigiama, quello leggero. Non ho filmato. Ho trovato uno scorpione per terra morto. Non so se era secco, se è venuto fuori da qualche, non so, era nascosto da qualche parte, già morto. Io non lo so. Fatto sta che mi sono trovata uno scorpione qua in casa. E mi sembrava uno sporco all'inizio, appena alzata. Poi mi sono avvicinata, no, era proprio uno scorpione. Va bene. Poi oggi in teoria, cioè dopo, tra un po' andiamo a fare spesa. Quest'anno ragazzi ho messo il veleno giù per le formiche. L'ho messo su qualche formicaio, quelli più grossi che ho visto. Qua in casa al momento non ce ne sono, ma non posso cantare vittoria perché di solito è in giugno che arrivano. Sta aspettando che io finisca di stendere, però non vuole uscire, gli va bene stare lì. Ciao Pepe, cosa fai là? Spesa fatta, spesa della domenica mattina e mezzogiorno. Siamo stati alla fine tipo un'ora in quel negozio. Sì, un'oretta. Sì, un'oretta. No, un'oretta siamo stati, non di più. E niente, ho fatto un po' di spesa. Adesso che stavamo mettendo via la spesa mi è venuto in mente i cetrioli. Però mi ha detto che non c'erano. Io non li ho neanche visti, zucchine ce n'erano pochissime. Ho incontrato Stefania, una mia ex compagna di classe. Lei è sempre in giro per il mondo. E niente, mi ha fatto piacere rivederla dopo tanto tempo. E basta. Adesso andiamo a casa, andiamo a fare da mangiare. È veramente una bella domenica, sarebbe stata una domenica da mare questa. Però il pensiero che c'è tanto traffico per andare al mare, cioè ti perdi anche la voglia. Devi fare ore di colonna, anche no. Però anche sì, dipende da come uno si sveglia e a che ora si sveglia soprattutto.
Virgola, ma cosa fai là? Ah, una nuova cuccia, va bene. Se lo dici tu, è una nuova cuccia. Virgola, Petunia, stai là. Vabbè, fai come vuoi. Alfa, Alfa.